Siamo al Prisma Lab della Federico II, questo è il robot Rodiman costruito dal team del professor Siciliano. Come nasce questo progetto? Questo progetto nasce da una sfida. Nei precedenti progetti noi avevamo studiato i problemi di manipolazione bimanuale, vale a dire 2 braccia e 2 mani. Però avevamo considerato fondamentalmente oggetti rigidi e oggetti afferrati con mani artificiali. Se non che la sfida attuale della robotica per quanto riguarda i problemi di manipolazione è quella della possibilità di considerare oggetti deformabili, oggetti elastici. Allora una sera stavamo lavorando a questa idea progettuale per una proposta per il Consiglio Europeo della Ricerca e ci chiedemmo che cosa possiamo pensare come dimostratore di queste nuove tecnologie per gli oggetti deformabili. Ordinammo una pizza in laboratorio e da là avemmo un'illuminazione. Se questo deve essere un progetto partenopeo e con l'ambizione di fare un dimostratore che fosse compreso da tutti, decidemmo quasi di provare con questo espediente mediatico, perché pensammo che le fasi di lavorazione e preparazione di una pizza sono comprensibili a chiunque. In questo momento stiamo cercando di acquisire quelli che sono i movimenti che un pizzaiolo esperto fa durante il processo di preparazione della pizza. Quindi è un movimento che viene acquisito dopo mesi, anni di esperienza. Noi ora doteremo un pizzaiolo professionista con una tuta sensorizzata, che in questo momento viene per l'appunto vestito con questa tuta e dotato di una serie di sensori inerziali, sono degli accelerometri, giroscopi che verranno montati lungo le sue braccia e il suo torso. Attraverso questi sensori noi saremo in grado di ricostruire perfettamente quelli che sono i suoi movimenti. Una volta che avremo acquisiti questi movimenti verranno mappati sulla struttura del nostro robot, quindi questi movimenti verranno acquisiti e replicati e quindi immagazzinati come informazioni su delle traiettorie di movimento che poi cercheremo di replicare con il robot. Arriviamo all'ultima fase di lavorazione della pizza, che è la cottura. La cottura avviene tipicamente in un forno a legna. La prima operazione che va fatta è quella del posizionamento della pizza nel forno. Ora nel forno la sorgente di calore è laterale e quindi il pizzaiolo deve ruotarla durante la cottura, che dura 3 minuti, deve ruotare la pizza per poterla cuocere in modo uniforme. Ora il robot proverà a replicare i movimenti del pizzaiolo cercando di far ruotare la pizza all'interno del forno. Il robot in se stesso è costato qualche centinaia di migliaia di euro, però il progetto è un progetto che ha portato alla Federico II e al Prisma Lab un finanziamento ingente di 2,5 milioni di euro. E questi sono serviti per reclutare borsisti di dottorato, quindi laureati napoletani bravi che ora sono impegnati nel progetto, e con una punta d'orgoglio si parla tanto di fuga di cervelli, cioè ragazzi che vanno fuori. Grazie a Rodiman 5 ragazzi da laboratori, cioè da università prestigiose in Francia, in America, in Giappone, in Argentina, in Australia sono venuti a fare ricerca a Napoli. Noi abbiamo una sfida, cioè vorremmo presentare Rodiman impegnato nella preparazione di una pizza in uno di quegli eventi che si fanno tipicamente a Napoli. Pensiamo per esempio al Pizza Festival, in cui per esempio a maggio 2018, quando il progetto terminerà, chiederemo a Rodiman di realizzare una pizza. Io tengo a precisare che la nostra sfida non è sostituirsi all'uomo, sostituirsi allo chef pizzaiolo. La nostra sfida è coadiuvare e imparare dall'uomo. Se io un domani riesco a realizzare un robot con questa capacità, con questa agilità, con questa destrezza, cioè se in definitiva Rodiman sarà in grado di fare le pizze, riuscirà a fare compiti molto più complessi rispetto a quello che è lo stato attuale della tecnologia.